Sofia Tedesco non ce l'ha fatta. Il trauma cranico non le ha lasciato scampo, si è spenta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. È stata una lunga notte, il cuore della giovane Sofia ha smesso di battere a 10 giorni dal suo ricovero. Non appena è stata dichiarata la morte cerebrale, i giovani, con gesto di altruismo e coraggio, hanno deciso di donare gli organi della giovane. Nella notte ad operare la ragazza è stata l'equipe dell'Ismet. L'intervento è stato coordinato dal primario Giancarlo Foresse e dal medico Rosalba Parla, referente delle donazioni. Nel corso dell'intervento sono stati prelevati fegato, reni e cornee. La sedicenne di Agrigento, studentessa dell'Istituto Fermi, residente a Cannatello, era stata investita da un pirata della strada l'8 agosto scorso in Contrada Crocca a Favara. Sofia tornava da una gita, le mancava poco per arrivare a casa dei genitori dopo una bella giornata d'estate passata con gli amici. Era a bordo di un motorino, guidato da un 17enne. Il mezzo a due ruote è stato urtato da una macchina utilitaria che è scappata, ha investito i due giovani lasciandoseli alle spalle. Le condizioni per la giovane Sofia sono apparse subito disperate. La città si è stretta attorno al dolore straziante della famiglia Tedesco ed adesso attorno al lutto. I carabinieri danno la caccia al responsabile, hanno raccolto i pezzi di una Fiat Punto. Le indagini sono coordinate dalla procura. I funerali nel pomeriggio nella chiesa di San Gregorio.